Salve a tutti, continuiamo con l'analisi di una partita del torneo di San Pietroburgo del 1914. Io sono Riccio Luigi, sono una prima nazionale con un Elo FIDE di 1921 punti Elo ad oggi 27 maggio 2015. Lascio anche la mia email che è vivagiscacchi@virgilio.it per chiunque volesse esprimere suggerimenti, critiche, nuove idee, insomma per qualunque cosa potete scrivermi. La partita che analizzeremo è la Liekin Blackburn, classificata con un Eco C61, vedremo che è l'apertura Beard, la difesa Beard della spagnola, giocata appunto al San Pietroburgo al turno 2 del torneo preliminare il 22 aprile 1914. Allora, i motivi per cui ho deciso di realizzare questo video sono due, che però non voglio svelare adesso, li vedremo nel proseguo dell'analisi. Allora, Liekin gioca con il bianco, quindi 4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, partita spagnola. Beard gioca, Blackburn gioca la variante Baird, cavallo D4. Naturalmente le principali sono A6, la cosiddetta variante Morphy, o cavallo F6, la difesa berlinese. Blackburn decide per la variante Beard. A questo punto Aliekin replica con cavallo per D4, che diciamo è la principale, è la migliore oggettivamente, perché è chiaro che il nero minaccia l'alfiere B5. Ad una qualunque ritirata dell'alfiere B5 il nero non dovrebbe avere grossi problemi ad ottenere un gioco tranquillo e sereno. Quindi dopo cavallo per D4 e per D4 qui esistono due grandi diramazioni. Scusate, arrocco, che appunto gioco allievi, o esiste anche alfiere C4. Quindi vediamo arrocco, qui Blackburn gioca un seguito inusuale, molto raro, che però egli ha già sperimentato in passato, precisamente 10 anni prima ad Hastings nel 1904 contro Atkins e poi contro Maroczi l'anno dopo ad Ostenda nel 1905. Entrambe però andarono male per Blackburn, le perse. In questa posizione invece di quella mossa che ha giocato Blackburn, cioè G6, sono più comuni sia alfiere C5 che C6, attaccando subito l'alfiere e preparando la spinta in D5. Dopo G6 fu giocata C3 da Tarrasch contro lo stesso Blackburn ad Ostenda nel 1905, una partita che terminò patta. Aliekin decide di giocare D3, quindi fissando, bloccando il pedone D4, sostenendo preventivamente quelle 4 e aprendo la strada all'alfiere C1. A questo punto Blackburn coerentemente fianchetta l'alfiere e Aliekin da passivo, da grande giocatore d'attacco, spinge in F4. In questa posizione dopo alfiere G7 Atkins nella partita summenzionata giocò donna F3, mentre invece Maroczi giocò C3. E inoltre si ebbe all'11° turno, quindi più avanti, qui siamo al turno 2 nella partita Aliekin-Blackburn che stiamo analizzando, Capablanca giocò cavallo D2. Aliekin ad ogni modo gioca F4, a cui Blackburn segue C6 e qui Aliekin effettua una novità teorica, alfiere C4. È stata giocata, in passato fu giocata alfiere 4 in una simultanea di Capablanca a Filadelfia in America nel 1910. Inoltre successivamente nel 2001 a Zurigo fu giocata anche da Jenny contro Spassky in una partita terminata patta. Comunque dopo C6 Aliekin gioca alfiere C4. Blackburn spinge in D5, dopo i cambi al centro, Aliekin da scacco, e qui Blackburn decide di perdere l'arrocco. Evidentemente non si fidava di alfiere D7. E qui Aliekin commette un gravissimo errore, una svista. Per la serie anche i campioni commettono sviste grossolane. Ecco il primo motivo per cui ho deciso di far vedere questa partita. Aliekin gioca a cavallo D2. In realtà Aliekin non si avvede che in 2 mosse perderà l'alfiere B5 senza riceverne nulla in cambio.
Ora, perché Aliekin ha commesso questo errore? C'è un aneddoto significativo al riguardo. Dopo la partita, Blackburn, incuriosito dall'incredibile errore di Aliekin, gli chiese come mai aveva lasciato l'alfiere in presa. Ebbene, la risposta di Aliekin fu lapidaria e istruttiva. Mi ero semplicemente dimenticato della sua presenza. Quindi anche i grandi campioni commettono errori grossolani, magari dimenticando un pezzo, non riuscendo a vedere un doppio attacco, capita nelle migliori famiglie. E quindi a questo punto Blackburn gioca la mossa più forte, donna 5. Chiaramente Blackburn si avventa sull'alfiere B5 come un leopardo su un cucciolo di gazzella, quindi non solo Aliekin non si aspettava questa mossa, e su questo diciamo c'è poco da discutere, ma certamente sarà rimasto scosso vedendo piombare la donna avversaria a fianco del proprio alfiere B5. Ora Aliekin disperatamente, giocando a 4, tenta di salvare l'alfiere, ma non c'è nulla da fare. Dopo A6 l'alfiere cade. Allora, Aliekin gioca cavallo B3 per cacciare via la donna, Blackburn se ne va e a questo punto l'alfiere B5 è perduto. La partita proseguì con alfiere D2, A per B5, ecco qui. Ora molti a questo punto avrebbero sicuramente già abbandonato, specie giocando con un giocatore del calibro di Blackburn, ma Aliekin avrà sicuramente pensato al famoso aforisma di Tartakover, secondo cui nessuno ha mai vinto una partita abbandonando. Allora Aliekin, integerrimo, continua a giocare, tanto, perso per perso, andare avanti non costa nulla. A per B5, torre per A1, scacco intermedio, cavallo E7, donna per A1. Blackburn qui gioca bene, alfiere F7, difende il cavallo E7 e lascia la casa G7 al proprio re. Donna 7, qui commette un errore Blackburn, gioca B6, era molto meglio re G7 seguita da torre E8. Dopo B6, torre 1, Aliekin chiaramente cerca di attivare al massimo i propri pezzi, alfiere 6, re H1, H5. Questa mossa non aiuta a portare in gioco la torre del lato di re, quindi è un errore, una mossa inutile. Era ancora meglio giocare re G7. Dopo H5, Aliekin guadagna ancora materiale, gioca alfiere per E7, donna per E7, chiaramente su alfiere per E7 seguiva cavallo per D4, quindi dopo donna per E7 donna B6. Ecco qui che Aliekin pian pianino, gratta gratta, grazie all'attività dei pezzi, guadagna terreno e materiale. Donna B4, donna C5, Blackburn cambia le donne, alfiere D8, altro errore, non c'era bisogno di sacrificare un terzo pedone, era meglio giocare re E7. Poi il gioco poteva proseguire ad esempio con B6, re D6, B4, alfiere D8, B7, alfiere B6, torre A1, re C7, torre A8, torre B8, cavallo A6, re per B7, torre per B8, re per A6. È vero che il bianco ha la torre, ma i due alfieri del nero sono una potenza, quindi qua gioco corretto, il nero dovrebbe vincere. Ad ogni modo, dopo alfiere D8, lì che non si fa pregare per guadagnare un altro pedone, e quindi torre per E6, re F7, e adesso ne cade ancora un altro, torre D6, alfiere 7 e torre per D5. Ora a questo punto è molto complicato per Blackburn conquistare il punto intero, ammesso naturalmente che a questo punto sia possibile, perché già a Blackburn rimangono solo 3 pedoni per cercare di vincere la partita, quindi la cosa si comincia a fare molto complicata. Torre C8, Aliekin a questo punto elimina l'ultimo pedone nero pericoloso, quello di 4. C4, D per C3, B per C3, torre per C3. Re G1, Re E6, torre 5 scacco, Re D6, torre 3 difende naturalmente il pedone D3, torre B3, è chiaro che il pedone B5 è destinato a cadere, Re in F1, torre B4. Questa mossa sinceramente è un errore, non si capisce perché Blackburn non abbia direttamente preso in B5. Comunque, torre B4, torre 4, Aliekin chiaramente ha interesse a cambiare le torri per sdoppiare i propri pedoni, unirli, e la partita dovrebbe essere fatta. Blackburn rifiuta torre B2, costringendo il re bianco a non potersi alzare sulla seconda traversa, torre 3, H4, torre 4, alfiere F6, B6, re D5, torre 8. A questo punto si decide finalmente Blackburn a catturare il pedone, re F2,
torre B3. Ecco, ora Blackburn stranamente rinuncia a giocare per la vittoria, è come se implicitamente decidesse di accontentarsi per la patta. Era molto meglio giocare alfiere D4 scacco. E naturalmente dopo torre B3 Alekhine non si fa certo pregare per poter catturare un altro pedone ed aumentare vertiginosamente le proprie possibilità di patta. Quindi si cambia il pedone D3 per il pedone G6, cosa che conviene ad Alekhine essendo in svantaggio. Re A6, G4. Qui Alekhine commette un errore, era più forte G3 che dava la parità. Su G4 però Blackburn restituisce il favore, gioca H per G3, proprio a dimostrazione che non voleva proprio assolutamente giocare per la vittoria. In realtà era molto più forte giocare Re F7, F5 per difendere naturalmente la torre, e poi H3. E in questa posizione, per quanto possa apparire strano, probabilmente il nero a gioco corretto deve vincere. Chiaro, non è semplice, ma quel pedone H3 a gioco corretto dovrebbe dargli la vittoria. Chiaramente non, invece di H3, non torre di 2 scacco, perché sarebbe seguito Re F3, torre per H2, G5, alfiere 5, torre H6, alfiere G3, Re G4, torre F2, torre H7 scacco, Re G8, G6, ed il bianco addirittura coltiverebbe legittime aspirazioni di vittoria. Quindi Blackburn probabilmente avrà visto questa variante, non ha visto la variante con H3 e quindi dopo G4 decide di cambiare H per G3, H per G3, Re F5, torre G8. Ecco qui, arrivati alla fine della partita, ora posso rivelare il secondo motivo dell'esistenza di questo video, che è questo. Anche in netto svantaggio, tenere duro. Ora notate che benché Alekhine avesse un pezzo in meno, tra l'altro contro Blackburn, non contro uno qualsiasi, non si è mai dato per vinto, cercando sempre di giocare attivamente e di ottenere un qualche vantaggio, un qualche controgioco, come ad esempio ha catturato il pedone B6, quindi grattando, andando piano piano a conquistare posizione per lui sempre migliore, alla fine è riuscito a ottenere la patta. Probabilmente non l'ho detto, ma dopo torre G8 i due giocatori si accordarono per la patta. È chiaro che non c'è modo da parte di Blackburn di vincere, né tantomeno Alekhine può fare qualcosa. Un altro aspetto che bisogna tenere a mente, a mio modesto avviso, è che spesso il giocatore in vantaggio tende a giocare con minore attenzione e quindi è probabile che non giochi le mosse più forti, proprio perché si sente coccolato dal vantaggio unimateriale. Benché difficile, può accadere che il giocatore in vantaggio si deconcentri, concedendo qualcosina a chi ha partita persa, tra virgolette, perché se un giocatore ha partita persa vuol dire che l'avversario ha partita vinta, ma le partite vinte non si vincono da sole, vanno vinte sulla scacchiera e quindi può accadere che il giocatore in vantaggio di materiale, il vantaggio strategico, si rilassi, si deconcentri e quando concede qualcosa all'avversario, se l'avversario ne sa approfittare, può riuscire anche a sovvertire le sorti di un pronostico che può sembrare scontato. Quindi di conseguenza l'insegnamento da tenere a mente è di cercare sempre di frapporre tra l'avversario e la sua vittoria quanti più ostacoli possibili e chissà, magari alla fine, come in questo caso Alekhine ha dimostrato, la partita non sarà persa. Quindi spero insomma che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video, che sarà sempre una partita dedicata al torneo di San Pietroburgo del 1914. Grazie a tutti e arrivederci.